Vi do il buongiorno dal prosciuttificio Wolf e oggi ci troviamo sulla strada del vino e dei sapori in Friuli Venezia Giulia. Allora, qua siamo nella stanza di stagionatura dove i prosciutti entrano quando hanno più o meno 6 mesi. Prima di entrare però dobbiamo un attimo proteggerli, quindi li andiamo ad applicare questa sugna, una sorta di pasta molto malleabile formata da grasso di maiale, farina di riso, sale, pepe, aglio, e appunto la funzione è di andare a sigillare la coscia, quindi va a creare una seconda pelle sul prosciutto in modo tale da permettere al prosciutto di rimanere bello sigillato, ma allo stesso tempo lo fa respirare per i prossimi 10-12 mesi. Quanto al nostro prosciutto è pronto quando ha dai 16 ai 20 mesi, quindi rimarrà qua dentro almeno per un annetto. Qua appunto la sugna permette al prosciutto di essere bello sigillato, però allo stesso momento il prosciutto riesce ad asciugarsi. Infatti si vede come il prosciutto va ad asciugare, va a perdere molto peso e va ad acquistare un colore molto più scuro. Durante la stagionatura, quando il prosciutto ha più o meno 14 mesi, da parte degli ispettori esterni vengono in azienda, vanno a controllare le nostre partite di prosciutto sin da quando erano fresche fino al momento attuale, e se le cosce sono conformi ci vanno a rilasciare il nostro marchio IGP, che è quello che ne certifica la lavorazione in questa azienda e secondo il nostro disciplinare. Una volta avuto questo marchio noi andiamo a selezionare le cosce e grazie all'ossicino che è ricavato dal femore del cavallo andiamo a puntare la coscia in diversi punti nella parte centrale per capire la stagionatura e dopodiché andiamo un po' a controllare gli altri punti della coscia. E in questo momento andiamo a vedere le cosce più grandi e grasse e queste qua verranno vendute come prosciutto di Sauris riserva.